Vorrei ringraziare Leandro perché, non solo perché mi ha invitato a questa manifestazione, ma perché questo appuntamento tempiano nasce da questo volume che ho qui e che Veranda, lei non lo dice ma è anche un editore, ha voluto graziosamente pubblicare nel 2011, dandomi la possibilità di mettere, di stampare quelle che sono state le mie ricerche su Domenico Tempio. Tempio nasce nel 1750, quindi a metà del Settecento. Il Settecento comincia con un rogo, perché era l'epoca dell'Inquisizione. Il rogo di un frate e una suora, bisogna dirlo, fra Romualdo e suor Gertrude, che vengono bruciati vivi a Palermo il 6 aprile del 1724. Ebbene, l'Inquisizione funzionava. Addirittura pensate che dopo che ci fu questo rogo, c'era il dominio, c'era il viceré di Sicilia, era Osero, perché in quel periodo la Sicilia era Osero, banchettarono. Questo era la Sicilia, quindi l'Inquisizione funzionava benissimo e questi poveretti che erano nelle patrie galere da 26 anni vengono bruciati sul rogo, l'auto da fé. Quindi questo fu il secolo di Tempio, ma fu anche il secolo in cui, pochi anni dopo, cioè nel 1782, per la prima volta il Tribunale, successe che il Tribunale della Santa Inquisizione venne abolito prima che nella Regina d'Apoli, venne abolito in Sicilia. E da chi venne abolito? Da un viceré che si chiamava Domenico Caracciolo, marchese di Villamarina, che venne mandato in Sicilia, prima era ambasciatore del Regno di Napoli a Parigi, uomo di idee illuministe, uomo di idee aperte, un grande studioso della società del suo tempo, che d'accordo con l'inquisitore generale di Sicilia abolisce l'Inquisizione nel 1782. L'inquisitore generale di Sicilia non era altro che il vescovo di Catania, Salvatore Ventimiglia dei Principi del Belmonte. Cosa c'entra con Tempio? C'entra perché il filo rosso che unisce tutti questi personaggi, Tempio, Ventimiglia, Caracciolo, il successore di Caracciolo, il viceré di Sicilia, che continua le riforme di Caracciolo, Caramanico, il principe di Caramanico, erano tutti affiliati alla massoneria. Che cos'è la massoneria? Qua è un po' difficile da dirlo, ma lo voglio dire con uno scritto del 1737, è un'apologia dei liberi emulatori. Che cos'è un massone? Un massone è un buon cittadino, un suddito pieno di zelo al principe, zelo allo Stato, fedele allo Stato, e in più è un amico perfetto. Sebbene agli occhi del pubblico i nostri piaceri siano segreti, l'ordine ci sa obbligare da leggi più austere. I massoni non hanno da temere rimorsi né pentimenti. Era una società riservata, oggi è riservata, allora era una società segreta. Pensate che la Chiesa fulminò centinaia di scomuni, oggi la parola scomuni associata alla massoneria non c'è più, perché è stato Giovanni Paolo II che con il codice di diritto canonico nel 1983 ha cancellato questa parola scomune. Però tutti questi personaggi erano legati dal filo rosso della massoneria, che fu la luce dei secoli e dei millenni passati, ma precisamente nel Settecento, con il rinnovarsi dei tempi, si collegò alla società per perfezionarla, per rettificarla, per migliorarla. Domenico Tempio, il quale scrisse sempre in lingua siciliana e non in dialetto e in vernacolo, come si dice, perché la nostra è una lingua. Fino a ieri sera ho dovuto precisare a un signore che era qui, che ha detto: ma l'ha detto ingenuamente, perché molti lo dicono vernacolo. No, è una lingua non perché lo diciamo noi o perché ce lo dice la storia o per presunzione o per campanilismo. C'è l'UNESCO, che è un organismo dell'ONU per la cultura, che nel 1997 ha detto il siciliano è una lingua regionale, così come il sardo, così come il veneto. Non capisco perché dobbiamo diminuirci. Il dialetto, sì, da Catania e Messina c'è la differenza dialettale, ma è una lingua regionale. Per adesso, nell'epoca di Tempio era una lingua nazionale, perché la nostra era una nazione, si può dire così, perché eravamo considerati tali. Avete sentito nel video la fortuna di Tempio come poeta,
si deve, come uomo, perché poi dobbiamo dire anche il lato umano, come uomo non fece nulla appunto per prodursi nel mondo, visse ritirato, visse a casa sua. Tempio non pubblicò in vita che 3 volumi e a 64 anni, cioè lui nasce nel 1750, nel 1814, quando era già in miseria, perché lui era figlio di un commerciante, aveva una ditta di trasporti marittimi, la ditta fallisce e si riduce in miseria e viene aiutato dagli amici. Quali amici? Quegli amici della loggia massonica del principe di Biscari, di cui faceva parte. Tecnicamente nell'ambiente massonico si dice il tronco della terra, è questo qui. Addirittura poi questi amici fecero avere a Tempio una pensione da parte del comune pochi anni prima che morì, nel 1819, una pensione del comune, lo aiutavano lo stesso. Lui scelse di fare il poeta, ecco perché i suoi capitali sparirono, e scelse di fare però il poeta della libertà, il rivoluzionario della penna, sì, ma se andate in piazza Palestro ci sono 2 frasi in lingua latina che documentano la storia della nostra città, e queste frasi dicono, sono 4 parole, facilissime: litteris armatur armis decoratur, la città è armata di lettere e decorata di armi. Lui era armato delle lettere, non poteva avere un'altra arma che era. E Tempio, in un suo poema famosissimo, Luvero Piaciri, descrive proprio questo in lingua siciliana. Guardate, lì c'è l'albergo del povero di Monsignor Donnimiglia che con i suoi soldi ha beneficato la città, lì c'è il castello Ossino, lì c'è il monastero dei Benedettini con la cupola vista nelle immagini, la cupola di Stefano Hitler. Stefano Hitler è un architetto, uno dei grandi architetti del Settecento, cavaliere di Malta, anche lui affiliato alla massoneria. E poi c'è il Duomo, e poi, sempre nel Luvero Piaciri, sto riassumendo perché leggerlo poi ci perderemo, poi c'è il palazzo, l'avete visto nelle immagini fotografiche, del principe di Biscari, il palazzo dove troverai sicurezza, non troverai mai, te lo leggo perché è breve, perché sennò non si può, è difficile da sonteggiare. Ecco, la descrizione del palazzo del principe di Biscari dal Luvero Piaciri: come s'allegra l'occhio mio in guardare, la distingui subito dall'ansetta, da gran casa, che appresso ad innalzare, va lo suo colmo più d'ogni auto allerta, che un benefico cuore fa trovare mai chiusa la pietà, ma sempre aperta, palazzo egregio, io di lontano adoro come un sagrato tempio ogni tuo muro, adoro come un tempio sacro, dice tempio, adora quella casa, come un tempio, in cui, quella casa, ad ogni scalone sicurezza lo povero incoraggia, e dici piacchiana, bene, e questo fuori la ricchezza vedrai non surda alla miseria umana, qui troverai accoglienza, affabilizza di un cuore amico e non superbia vana, lieto benederai che a un'alma grata la sua mano pietosa alla tornata. Quindi cosa vuole dire di questo? Che se Catania finisce, e finisce allora, e finisce la costruzione settecentesca storica, in piazza Stesicoro, il centro della città non è esattamente quello che noi pensiamo, cioè la via Tinera, perché la via Tinera diventa centro della città, non ce lo dimentichiamo mai, nel secondo Ottocento. La strada principale di Catania è la strada del Corso Reale, quella che qualcuno di voi ha percorso per venire qui, cioè l'attuale via Vittorio Emanuele. Non a caso in questa via c'è il teatro greco-romano, l'Odeon, noi sotto di noi c'è anche il teatro greco, le terme di Achille in piazza Duomo, in fondo c'è la statua di Sant'Agata. Quella statua di Sant'Agata è stata eretta nel 1793 con una delle colonne del foro romano che si trovava a un dipresso. Cosa voglio dire? Che il centro della vita culturale di Tempio si svolge appunto tra questi spazi, e questi sono spazi sacri, perché non è soltanto una sacralità di luogo, ma una sacralità di messaggi che vengono nascosti e naturalmente vengono tramandati, e sono dei messaggi per cui il potere ecclesiastico di allora, il potere laico, vanno perfettamente d'accordo. Cosa strana, nell'Ottocento si divideranno, nell'Ottocento ci sarà il contrasto per cui ci sarà una lotta immane tra Satana e coloro i quali credevano di detenere una verità del dogma, ma per fortuna nel Novecento, e specialmente parlando di Chiesa Cattolica, proprio il Concilio Vaticano II, le cose si vanno rasserenando. E allora qual è il motivo della produzione erotica tempiana? Cosa succede? C'è la vendetta, c'è la freccia del patto, come si dice. La Chiesa, cioè il potere costituito di allora,
la Chiesa prima, non la Chiesa illuminata, non stiamo parlando del cardinale Dudler, che era un uomo veramente illuminato, un uomo di luce, ma la Chiesa progressiva che c'è sempre stata, fu la stessa Chiesa che condannò il conte di Cagliostro all'Inquisizione, che lo condannò nella cella del pozzetto di San Leo, non la Chiesa di luce, la Chiesa delle tenebre. Per chi conosce il flauto magico c'è Sarastro e il prete nero rappresenta le tenebre, e non è un caso che lo nominiamo con Domenico Tempio, ora vi dirò perché. Quella chiesa si vendicò su Domenico Tempio. Allora, le poesie erotiche che Tempio aveva scritto per fustigare i vizi, sapete cosa aveva detto? L'ho scritto lì, lo ripetiamo: e faccio alla morali, di lu presenti secolo processi criminali. Questo voleva dire lui come poesia erotica. Queste persone che ci circondano, preti, servitori, sono corrotti, non tutti, ma una parte sono corrotti, la volete smettere? Poi, dopo questa frase, faccio l'andare del presente secolo processi criminali, lui dice: a quale segno arrivano, mia musa? Si propone di dirvi i brutti vizi e la corruzione. Chi della colpa l'hai di tanto l'aspetti sono, chi basta solo vincerla per aborrirla ognuno. Cioè io la dipingo, questa colpa lussuriosa e spaventosa dei preti, per aborrirla, cioè perché mi fa schifo, non perché ci bagno le mani, perché sono un corrotto, perché sono uno che ci sbatti in questo. Però, nell'Ottocento e tutto il Novecento noi abbiamo sentito dire ad esempio che era quello che invece ci sbagliava. E non era giusto. Vogliamo chiarire questo punto importantissimo. Quest'uomo era un seguace della libertà di pensiero, della libertà anche di costumi, se vogliamo, perché fu un precursore. Voi pensate, ma non fu rivolto, voi pensate che con i suoi apologi, perché poi all'epoca si usavano questi apologi, queste storielle di animali, c'erano due poeti nel Settecento in Sicilia importanti, uno era Giovanni Neri a Palermo, anche lui iniziato la massoneria, e uno era Domenico Tempio a Catania. Il Settecento fu l'epoca dei grandi viaggiatori. Questi stranieri che venivano diceva dove andavano? Andavano dai no, da Palermo dal Torre Muzza, dal Vicenè, a Catania andavano da Bisteri e da Gerieni. Quando viene Goethe, nell'anno in cui Tempio già 37 anni, nel 1787, Goethe viene a trovare Bisteri. Ma Bisteri è morto, e quindi trova il figlio. Dopo di Bisteri Goethe va, no, per farvi capire com'era Catania allora, che non era quello che noi pensiamo. Dopo che va a trovare Bisteri, Goethe, che si ferma all'albergo che era qui in via Garibaldi, va ai Benedettini e poi lui scrive nel suo Reisebilder, nel viaggio in Italia, andai nel quartiere più eccentrico di Catania. Qual è il quartiere più eccentrico di Catania? Dove le lave del 1669, lui dice proprio testuale, si vedono a vista, a occhio nudo. Goethe era un mineralogista e quindi raccoglieva pezzi di lava per riportare in Germania per fare i suoi studi. Qual è questo quartiere eccentrico di Catania? Qual è? Era l'angolo tra via del Piscino e via Vittorio Emanuele. Oggi si dice la zona di Sardo. Era quello lì, perché lì era arrivata la lava del 1669, però un motivo c'è perché lui diceva queste cose. E faccio la morale del presente secolo processi criminali. Stiamo parlando del Settecento o stiamo parlando del XXI secolo? È cambiato poco, non è cambiato niente. Quindi, per concludere chi fu Domenico Tempio? Domenico Tempio fu un poeta del suo tempo, ma di tutti i tempi, un poeta moderno, un poeta sociale, un poeta che in tutto il suo cammino artistico fece una sola cosa, ma importantissima, scavò profonde e oscure prigioni del vizio, edificò templi e cerchi alla virtù. Grazie.